L'esperienza dovrà essere molto formativa, ma molto formativa non solo per i diversamente abili, molto formativa per tutta la cittadinanza, per tutta la comunità, perché non dimentichiamoci che se cresce la comunità il nostro lavoro diventa sempre di meno. Se cresce la comunità, quindi con la cultura, con la sensibilità, e questo infatti è il primo di tutte le organizzazioni, la sensibilizzazione della comunità. In questo caso noi che cosa abbiamo? Noi di cosa parliamo? Parliamo di Chioggia. Chioggia a livello economico ci vede molto impegnati sul fronte ristorazione e alberghiero. Quindi Prometering è il progetto di Prometeo, capite bene, abbiamo unito le parole Prometeo e Catering per fare Prometering. Abbiamo anche creato un bel loghetto che dopo lo faremo avere, ma perché chiaramente tutto deve essere ben divulgato nella società, e Prometering quindi sfrutta questa nostra anima, l'anima del territorio che è turistico, alberghiera, di ristorazione, per cercare di avviare ad esperienze formative di tipo lavorativo i diversamente abili, lievi e medio lievi, quindi non gravi, del nostro territorio. E allora noi abbiamo una cucina di 40 metri quadri a norma che servirà proprio fondamentalmente per dare l'autonomia domestica. Il nostro obiettivo è quello dell'autonomia domestica, il primo obiettivo, che vuol dire che non è che creeremo degli chef che sapranno fare il risottino, queste cose qua, magari poi lo sapranno anche fare, ma principalmente riconoscere il fuoco, il gas, cioè quelli che sono i pericoli anche domestici, per questa autonomia domestica. E dopodiché creerà l'opportunità, come dicevo prima, per potersi provare nel territorio. Noi abbiamo già aziende e la collaborazione anche con gruppi di aziende, così come per fare queste esperienze. Quindi i nostri ragazzi faranno delle esperienze formative proprio al lavoro, nel lavoro vero e proprio in ristoranti e alberghi, e gli stessi chef titolari, le stesse persone di queste aziende della ristorazione e dell'alberghiero verranno da noi a insegnare. Quindi questo potrà far conoscere bene le capacità dei diversamente abili alle aziende, che potranno un domani decidere addirittura di assumere o no. Per noi questa opportunità è fondamentale, e quindi avremo 90 giornate all'anno che saranno in alternanza da noi, quindi in questa cucina didattica che abbiamo di 40 metri quadri ben fornita, e altre giornate invece proprio nelle aziende. Questo è quanto del progetto. Questa conferenza stampa l'abbiamo voluta tutti, il gruppo che vedete qua, quindi anche con il comune, perché come dicevo prima, in questo campo c'è sempre bisogno di dirle le cose, perché tante volte i cittadini dicono: ma io neanche lo so che c'è questo progetto. Quindi vi preghiamo di condividere a vostra volta questo tipo di progetti. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la stampa e ringrazio anche gli organizzatori.